Oggi è l'11 settembre 2019, questo è il Lago Morto, sto salendo verso la sella del Fadalto per poi salire a Malga Mezzo Miglio, Pian de Apita, forse il Pizzoc e poi scenderò per la strada del Cansiglio e ritorno a casa. Ed eccomi giunto in Fadalto, fermata d'obbligo da Luigi, berò un altro caffettino e poi via. Qui mi trovo in località Pianture, sto salendo verso la Malga Mezzo Miglio, sono a circa 580 metri. C'è questo strappo e con il 18% circa, penso, di pendenza. Eccomi in arrivo ai 1300 metri circa della Malga Mezzo Miglio. Eccomi qua. Ciao. Qui l'interno della Malga, guarda che bello. Poi si accede a questa bellissima sala arredata e rivestita tutta in legno grezzo, tavolacci di pino o di larice, non lo so. Che bella, guarda che bella che lei. Questo è il mio pranzo di oggi: tè alla menta e liquirizia che è in fusione e 2 brioscine, una con il cioccolato e una al miele. Beh, lasciata la Malga Mezzo Miglio si continua a salire, si prende prima il sentiero segnato come E e poi il 922A. Sto percorrendo il sentiero 922 con la bici a mano e su in cima comincia la foresta dove dovrò arrivare per prendere il sentiero per il Pian de Apita. Sempre in direzione Pian de Apita.
Ecco che sto arrivando all'ingresso del bosco. Problemi. Già un po' che schivo alberi. Il peggio sembra superato, speriamo. Ancora casini qua. Ecco qui il bivio, la deviazione per raggiungere il Pian de Apita. Per essere più precisi, il Pian de Apita è dove mi sto trovando ora e sto raggiungendo la casera Pian de Apita. Ho lasciato la bici. La bellezza di questo approccio, di questo avvicinamento e questo panorama stupendo merita proprio una ripresa a sé. Che roba, meraviglioso. E volevo seguire un tracciato che è qua sulla cartina, però non vedo. Ecco qua, forse c'è un segno di un sentiero sull'albero. Sì, eccolo qua. Questo qua dovrei tagliare, poi girare a destra e arrivare, alberi permettendo, al Pizzoc. Il sentiero che sto percorrendo praticamente è quello fatto tutto con la bici a mano per arrivare al rifugio città di Vittorio Veneto sul Pizzoc. E va sempre in su, ed è brutto anche. Ecco che finalmente esco dal bosco, spero anche di non rientrarci. Con la cima del Pizzoc a 1500 metri circa. Bellissima sta ripresa. Guarda che bella sta casa, porco cane, in un contesto tra l'altro bellissimo.
foresta del Cansiglio, maestosa. Ormai non più pensieri. Sto arrivando fra poco in Pizzocca. I famosi asinelli del Pizzocca. Non se l'è proprio bella sta strada. Non l'ho mai fatta però, sto pezzo. Ecco giù in fondo, non so se si vedrà, la piana del Cansiglio. E qui davanti a me il rifugio Vittorio Veneto. Sempre molto bella, bello il paesaggio dei laghi. Come in arrivo finalmente al rifugio città di Vittorio Veneto a 1480, una roba del genere. Allora volevo soltanto fare il punto della giornata. Questo è un giro che avevo già fatto anni fa, un paio di volte con Angelo e Paolo, e anche l'altra volta avevamo spinto per qualche chilometro la bicicletta per attraversare il bosco, e questa volta non è stato differente, e con l'aggiunta del problema procurato dalla caduta degli alberi. Però ecco, i paesaggi anche qui sono bellissimi, il paesaggio proprio a sbalzo dalla casera Pian a Pita è qualcosa di veramente spettacolare. Ecco, per fortuna la giornata è stata abbastanza bella, abbastanza discretamente limpida. Il problema della giornata è stato che in un atterraggio sbagliato il drone si è rovesciato, pensavo avesse fatto schegge, in realtà ha perso solo una zampetta, la zampetta posteriore, si è staccato un pezzo che pur avendolo cercato per un bel po' di tempo non sono riuscito a trovare. E se no, per il resto è andato tutto bene. Sono qui al rifugio Vittorio Veneto. Adesso più o meno, a parte un piccolo strappettino qui e poi per risalire alla Crosetta, la strada è tutta in discesa. E metto in pausa perché vi voglio anche ragguagliare sui chilometri e i dislivelli. Ecco, sì, i chilometri fino a qui sono 46, penso che saranno un'altra ventina più o meno per arrivare a casa, quindi un giro di sui 65 chilometri, e con un dislivello di circa 2000 metri. Ecco, la salita dal lago di Santa Croce, da Poiate alla Malga mezzo miglio è abbastanza impegnativa, e comunque l'ho fatta tutta con un'assistenza del 10%, e quindi sono arrivato su alla Malga con quasi tutte, con 8 tacche mi sembra su 10,
di carica della batteria, e poi si sale fino a 1500, 1550, poi si scende, poi si sale, c'è un po' di saliscendi, diversi saliscendi, e quindi alla fine si raggiungono più o meno i 2000 metri di dislivello. Se non vi preoccupa, non vi spaventa camminare, spingere la bicicletta in mezzo ai boschi, è un giro anche questo molto 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 bello. Bene, ciao, e alla prossima. Sì, sempre il solito discorso: sul campo descrizione, sotto la finestra del video, il link per scaricare la traccia. Ciao di nuovo, ciao. Comunque è bello gustarsi la discesa dopo aver fatto la fatica come ho fatto oggi, un po' frescolino, però comunque me la sto godendo.